altro weekend terribile sulle strade venete, 4 incidenti e altrettante vittime tra il Padovano e il Vicentino. A San Pietro in Gu, schianto di un'auto con 5 ragazzi a bordo, muore una 18enne. Scontro tra mezzi pesanti lungo la Romea all'altezza di Chioggia, la strada chiusa e il traffico deviato sulla viabilità locale, lunghe code. Ha raccontato alla polizia di Treviso di essere stata violentata da uno straniero, ma in realtà una sedicenne si era inventata tutto, è stata denunciata. Controlli dei carabinieri tra le coltivazioni nel veneziano Padovano e Rodigino, individuato un 29enne marocchino che faceva lavorare in condizioni disumane alcuni connazionali. Vaccinazione obbligatoria da oggi per i bambini senza certificato, c'è il rischio dell'esclusione dagli istituti o nel caso di scuola dell'obbligo, pronte le sanzioni. Domattina la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Longarone e Belluno per rendere omaggio alle vittime del Vajont e ricordare il disastro che ha colpito la montagna a novembre. Antena 3 seguirà l'evento con una edizione straordinaria delle 10:15. 104 anni compiuti sabato e lo sprint di una ragazzina e nonna Amedea Berto che da Maserata lancia il suo consiglio di lunga vita ai giovani d'oggi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, buon inizio di settimana. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che purtroppo deve aggiornarvi, come spesso accade all'inizio della settimana, del tragico bilancio sulle strade, davvero pesantissimo in questo weekend tra il Padovano e il Vicentino, con 4 incidenti gravi e 4 vittime. La più giovane vittima è un 17enne che ha perso la vita a Breganze nel Vicentino poco prima delle 3 di domenica notte. In sella al proprio scooter Andrea Novello ha perso il controllo del mezzo in una rovinosa caduta ed è morto sul colpo. Questa è solo una purtroppo delle 4 vittime del weekend, le altre 3 croci nel Padovano. 3 drammatici incidenti stradali sulle strade padovane nel fine settimana, tutti avvenuti durante la notte tra le 23 e le 5. Il bilancio complessivo è pesante, con 3 morti e 4 feriti. Lo schianto più grave è avvenuto a San Pietro in Gu, Alta Padovana. Un'auto con 5 giovani a bordo è finita fuori strada poco prima delle 3, schiantandosi contro un albero e finendo poi la sua corsa nel fossato. Una ragazza di appena 18 anni, Greta Luison, è morta sul colpo. Gli altri 4 amici sono rimasti feriti. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica. Avevano trascorso la serata insieme. A San Pietro in Gu, dove vivono tutte le 5 famiglie, è stato proclamato il lutto cittadino e annullata la festa di Carnevale. Qualche ora prima un'altra tragedia a Vigonza. A perdere la vita un 59enne di Campagna Lupia. Stava probabilmente tornando a casa in sella alla sua moto quando si è schiantato all'altezza della rotatoria di Busa di Vigonza. Per lui non c'è stato nulla da fare. Marino Corbin gestiva un distributore di benzina a pochi chilometri dal luogo della tragedia. Infine a Padova, in via del Giglio, è morto un uomo di 51 anni, Ilar Armand Fouesé, del Camerun. È finito con la sua auto contro il cancello di una casa disabitata e in pratica è morto sul colpo. Un automobilista di passaggio ha segnalato la Fiat Punto incastrata nella ringhiera. Il suo M118 è accorso sul posto, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Lo schianto però non sembra essere stato così violento e si fa strada anche l'ipotesi di un malore. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. E a proposito dell'incidente di San Pietro in Gu e la morte della giovanissima Greta Luison, come spesso accade i ragazzi affidano ai social le ore del loro divertimento. È accaduto anche così e in questo caso Instagram ha congelato per sempre alcuni istanti precedenti alla tragedia dell'auto con a bordo i 5 ragazzi, con Greta che aveva postato nel corso delle ore, e lo vediamo fra pochissimo, alcune immagini della giornata che si preparava per la serata. E ecco qui, questo è il video in auto dei ragazzi poche ore prima, insomma, del terribile schianto. Un video postato su Instagram, proprio sul profilo Instagram di Greta Luison, una drammatica testimonianza delle ultime ore spensierate in auto prima del tragico incidente a San Pietro in Gu. Adesso invece per quanto riguarda l'incidente, l'altro incidente drammatico di Marostica, lo ricorderete ovviamente, l'incidente nel quale il 58enne di Thiene, ubriaco, che è sfuggito per sfuggire al controllo, ha investito la famigliola albanese che si trovava
vicino a un giardino pubblico a mangiare il gelato, il bimbo di 14 mesi sottoposto all'intervento che gli ha amputato il piede e parte della gamba. Le condizioni del bimbo sono stabili anche se restano gravi. Leggiamo l'ultimo aggiornamento dalla pagina del Corriere del Veneto: la mamma è stata trasferita in ospedale a Padova, anche la mamma ovviamente è ferita. Il 58enne di Thiene, accusato di lesioni stradali gravissime, in stato di ebbrezza alcolica ma anche resistenza e rifiuto di sottoporsi al controllo della polizia, che si trova in carcere a Vicenza, è comparso questa mattina davanti al giudice per l'interrogatorio di convalida del fermo e non ha risposto alle domande, si è avvalso della facoltà di non rispondere e quindi a breve la decisione sulla convalida del fermo del 58enne. Ancora incidenti questa mattina lungo la Romea, teatro spesso di incidenti purtroppo. Si tratta di un schianto tra tre mezzi pesanti, lo ha reso noto l'ANAS questa mattina, e il provvedimento di chiusura è stato disposto la chiusura della strada per ovviamente permettere la rimozione dei mezzi. Questo ovviamente ha provocato numerosi problemi al traffico, con la circolazione dei veicoli deviata sulla viabilità locale, e quindi un'altra mattinata di passione anche per gli automobilisti sulla Romea. Adesso a Venezia per parlare di una tragedia in laguna, la morte di un pescatore nello schianto del suo barchino. Ci racconta quanto accaduto Filippo Fois. Filippo. Buongiorno, dunque una tragedia nella laguna di Venezia. Un uomo ha perso la vita in un incidente nautico. Si tratta di un pescatore di Chioggia di 61 anni. Attorno alla mezzanotte della notte scorsa il barchino di pescatori sul quale si trovava si è scontrato, secondo una prima ricostruzione, contro la delimitazione di un'area archeologica. Siamo nella zona sud della laguna di Venezia. In un primo momento si era parlato di una bricola, invece si tratta di una zona che era stata per così dire recintata, perché circa 20 anni fa era stata trovata un'antica galea veneziana. Siamo a San Marco in Boccalama. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che si chiamava Massimo Boscolo, è stato sbalzato dall'imbarcazione dopo aver urtato contro una delle palancole che delimitavano la zona. La morte è stata causata da annegamento, probabilmente l'annegamento è stato dovuto anche al trauma che è stato subito dall'uomo al momento dell'urto. Durante il momento dell'incidente Boscolo si trovava assieme al figlio Alessandro ed altri due colleghi. Erano partiti per una battuta di pesca. Immediatamente è stato lanciato l'allarme da parte del figlio attraverso un cellulare a un'altra imbarcazione di pescatori, che ha caricato Boscolo e i tre colleghi riportandoli a Chioggia e affidandoli agli operatori del 118. Purtroppo per Massimo Boscolo non c'era più niente da fare. I carabinieri poi hanno svolto una perlustrazione sul luogo dell'incidente e nei prossimi giorni verranno effettuate le operazioni di recupero del barchino per gli accertamenti tecnici sulla strumentazione di bordo e anche per precisare la dinamica dell'urto. Con questo però è tutto, e vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Adesso a Treviso, dove per qualche ora si è temuta la presenza di uno stupratore in centro città. La denuncia di una ragazza di 16 anni che ha detto alla polizia: mi ha violentata uno straniero nel sottopasso di Treviso Teatro, peraltro di un caso simile qualche anno fa che aveva destato scalpore. Poi l'ha scoperta che la ragazza si era inventata tutto. Il suo racconto ha fatto subito tornare in mente lo stupro di una studentessa 21enne avvenuto nel 2011 nel sottopasso della stazione di Treviso, una vicenda che aveva scosso tutta la Marca, e l'incubo sembrava essersi ripetuto sabato scorso, quando una sedicenne di origini straniere ha chiamato la polizia raccontando di essere stata aggredita proprio nello stesso sottopasso di via Dandolo. Dopo essere stata narcotizzata, ha detto alla polizia, da un uomo, questo ha abusato di lei. Una volante ha subito raggiunto il posto, ma una volta giunti sul luogo gli agenti hanno subito capito che qualcosa nel racconto della ragazzina non tornava. La sedicenne infatti aveva gli abiti senza macchie o strappi e lo stesso atteggiamento, che appariva tranquillo, non faceva pensare ad un'aggressione appena subita. A quel punto i poliziotti hanno accompagnato la giovane prima in ospedale per la visita medica, poi in questura, dove un agente dell'ufficio violenza di genere gli ha chiesto di ricostruire quanto accaduto. Inizialmente la sedicenne ha raccontato la sua versione dei fatti, con però molte incongruenze. A quel punto, messa sotto pressione, ha ammesso di essersi inventata tutto, senza però spiegare il perché.
Un'indagine sul caporalato da parte dei carabinieri delle province di Padova e Venezia, scoperti braccianti agricoli in condizioni di lavoro disumane, tenuti a 5 euro l'ora e spesso non pagati. È scattata la misura cautelare interdittiva per un 29enne marocchino da anni residente in Italia che sfruttava appunto la manodopera clandestina ai danni di 5 lavoratori connazionali, 2 dei quali privi di permesso di soggiorno, impiegati in vari fondi agricoli delle province di Venezia, Padova e Rovigo, operai di età compresa tra i 18 e i 35 anni, impiegati anche per la potatura delle vigne. L'indagine hanno accertato che addirittura alcuni di loro non erano mai stati retribuiti. E adesso di nuovo a Venezia per la cronaca giudiziaria, per tornare a parlare dell'inchiesta Camorra. Al via da oggi una 3 giorni intensa per i giudici del Tribunale del Riesame. Ilaria, è così? Buongiorno da Venezia, si parte oggi con il riesame dopo l'operazione di Polizia e Guardia di Finanza contro le infiltrazioni della Camorra nella nostra regione. Le udienze saranno fino a mercoledì e gli indagati puntano soprattutto all'alleggerimento della misura cautelare che è stata disposta dal GIP nell'ordinanza in cui sono finite in carcere 47 persone, 36 delle quali in alta sicurezza, 3 agli arresti domiciliari e poi ovviamente i vari obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Quasi tutti coloro che sono finiti nella maxi inchiesta sui Casalesi e Eraclea ora sperano nel riesame. Diverso invece sarà per il superboss Luciano Donadio, dal momento che le accuse a suo carico sono in realtà molto più pesanti rispetto agli altri. Martedì sarà il turno di Mirko Mestre, l'ormai ex sindaco di Eraclea, arrestato per voto di scambio con la Camorra, e poi di Emanuele Zamuner, considerato il collante tra il primo cittadino, l'ex primo cittadino ormai, e Donadio. Ancora il poliziotto Moreno Pasquale, Antonio Puoti, nipote del boss, l'imprenditore Samuele Faè. Di certo sarà discusso il ricorso di Adriano Donadio, figlio di Luciano, con l'avvocato Alberini. Non è comunque escluso che alcuni legali che hanno presentato il ricorso possano rinunciare alla discussione. Non ci resta che vedere come andranno queste prime giornate, insomma da qui a mercoledì. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Banda di ladri in fuga dopo l'esplosione di un bancomat a Borgoricco nell'Alta Padovana. È il secondo caso in 2 giorni e il sesto in poche settimane. Boato nella notte a Borgoricco, nuovo assalto a uno sportello bancomat con la tecnica della marmotta. I residenti di via Desman sono stati svegliati da una forte esplosione. Torna in azione la banda dei bancomat che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito nell'Alta Padovana. Stavolta di mira è stato preso lo sportello della Banca di Credito Cooperativo di Roma. L'assalto intorno all'1:30, i carabinieri sono intervenuti allertati dai residenti preoccupati per aver sentito il forte boato fuori dall'istituto di credito. Poco prima i ladri, utilizzando la tecnica oramai tristemente nota della marmotta con l'esplosivo, avevano fatto saltare in aria lo sportello. Un'azione fulminea che ha permesso ai malviventi di rubare i contanti che erano all'interno della cassa automatica, anche se il bottino è ancora da quantificare. I banditi si sono allontanati a bordo di un'automobile di colore nero. I carabinieri di Cittadella hanno eseguito rilievi e sequestrato tutto ciò che i malviventi hanno lasciato sul posto davanti al bancomat squarciato, trovando diverse tracce. Ora, con l'aiuto delle videocamere di sorveglianza, cercheranno di dare un volto ai criminali. Si tratta del sesto colpo analogo dallo scorso 20 febbraio nella provincia di Padova. La settimana scorsa era accaduta a Limena e prima ancora a Mestrino. La notte prima i malviventi, con la stessa modalità, avevano fatto saltare un bancomat a San Giorgio in Bosco, sempre nell'Alta Padovana. In questo caso i ladri dinamitardi hanno portato via 40.000 euro. Adesso lasciamo la cronaca e parliamo di vaccinazioni obbligatorie a scuola, tempo scaduto per chi non è in regola. L'ora X è scattata per quei bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Secondo quanto previsto dalla legge, oggi queste famiglie devono consegnare a scuola il certificato dell'avvenuta profilassi o copia della prenotazione per iniziare o completare l'iter. In caso manchino questi 2 documenti, per i piccoli che frequentano materna e nidi c'è il rischio della sospensione da scuola. Per la fascia dai 6 ai 16 anni invece pronte sanzioni fino a 500 euro.
Poco meno di 80.000 in Veneto gli alunni non in regola, lo zoccolo duro concentrato tra Alta Padovana e Pedemontana Vicentina e Trevigiana. Questi bambini sono quelli che non hanno ancora cominciato a fare le vaccinazioni e che non hanno neanche nessun appuntamento. Sono circa 600 per le classi di età appunto dal 2013 in poi. Presidi al lavoro per verificare i documenti consegnati. Succede infatti che alcuni genitori i cui figli non sono in regola abbiano presentato documenti che esonerano i piccoli dall'obbligo o rimandano la vaccinazione per una non idoneità temporanea. Di fronte a questi casi le scuole potrebbero rinviare la documentazione alle ULSS per un'ulteriore verifica. Sarà nostro dovere aiutare le scuole che ce lo richiedano a controllare se queste informazioni, questa documentazione che è stata data dai genitori dei bambini è plausibile e quindi rende posticipato l'ingresso nel ciclo vaccinale. Tutto pronto ormai a Longarone e Belluno per la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella domani mattina, il Capo dello Stato che giungerà appunto nel Bellunese, prima tappa alle 10:30 a Longarone per rendere omaggio alle vittime del Vajont, e poi alle 12 sarà nel Teatro Comunale di Belluno, dove ci sarà il ricordo anche della alluvione e del disastro del maltempo che ha colpito la montagna veneta tra ottobre e novembre, fino a ottobre e inizio novembre dello scorso anno. Una visita molto importante quella del Capo dello Stato, con le presenze delle massime autorità, ovviamente a partire dal governatore Luca Zaia. Ebbene, noi seguiremo questo evento domani in diretta per tutta la sua durata, con una edizione straordinaria dalle 10:15 su Antenna 3 fino alla fine dell'evento, quindi seguiremo le due tappe, la prima a Longarone e la seconda a Belluno, quindi appuntamento da non perdere domani con l'edizione straordinaria del nostro telegiornale, della nostra informazione per l'evento del Capo dello Stato tra Longarone e Belluno. A proposito intanto di disastro maltempo, c'è un'allerta meteo lanciata da ieri, dalle 13 di ieri, da parte del Sistema regionale di protezione civile per forte vento su tutta la regione. È partito da ieri e continua nella giornata di oggi, soprattutto in riferimento al pomeriggio e sera di oggi e fino alla mattinata di domani, soprattutto per raffiche di fen nelle valli e sulla pedemontana e rinforzi in occasione di eventuali rovesci temporali in pianura. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di ambiente. Rieccoci in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Dicevamo prima della pausa, parliamo di ambiente. Siamo a Treviso con l'utilizzo futuro a breve della alta tecnologia per il tema della disinfestazione delle piante infestanti di strade e monumenti. Vediamo. Disinfestazione delle mura cinquecentesche che cingono la città con un metodo innovativo, riducendo tempi e costi e salvaguardando contemporaneamente uno dei simboli di Treviso, oltre che l'ambiente. Stiamo pensando di utilizzare i droni, questo consentirebbe di utilizzare prodotti molto più blandi, perché potremmo ripetere l'operazione per molte più volte durante l'anno e riducendo anche i costi e anche aumentando la sicurezza dei lavoratori, perché non saremo più costretti a utilizzare paranchi o cesti da una sponda all'altra rispetto ai canali che circondano le mura. Questo consentirebbe di mantenere le mura belle come sono e vogliamo che restino per i prossimi anni. Per l'assessore Manera è fondamentale applicare alla buona amministrazione della città gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione e che magari sono già utilizzati in questo senso in altri settori, nel caso specifico l'agricoltura. I droni andrebbero a mappare quello che è la superficie delle mura e spruzzerebbero queste sostanze nebulizzandole, e, ripeto, ha un impatto ambientale molto inferiore rispetto ai prodotti usati nel passato, perché potendo ripetere molte più volte con più frequenza il trattamento non sarebbe necessario utilizzare prodotti a forte impatto. Voglia di tenerezza a San Zenone degli Ezzelini, dove il piccolo Joe ha conquistato il cuore delle artiste che stanno esponendo le loro creazioni in Villa Ribelli. Come
Come annunciato, il piccolo Joe è arrivato a Villa Rubelli a San Zenone, dove in occasione della 2 giorni della mostra Donne in Arte sono in vendita i famosi biscotti intitolati al nostro cucciolo di guerriero. Accompagnato da mamma, papà e dall'inseparabile sorellina Miriam, Giovanni è stata la star indiscussa, catturando il cuore di tutti, semplicemente. Un passo in avanti per raccogliere fondi per poter raggiungere la cifra dei 400.000 euro per sostenere l'intervento chirurgico in Florida per far sì che Joe possa correre e giocare come tutti i suoi coetanei. A oggi superata quota 180.000 euro. Tanta la commozione di mamma Erika. Ho trovato una nuova famiglia qua con voi, con tutti quanti, con tutta la zona di Bassano e provincia, ecco. Per quale motivo? Perché ci avete accolto e avete accolto la nostra causa con un calore immenso per noi e non ce l'aspettavamo. È stata veramente una cosa improvvisa e soprattutto inaspettata, però io mi sveglio anche la notte pensando ma quante persone ci vogliono bene. I biscotti di Joe sono qui a San Zenone. A quanto siamo arrivati? Quanti biscotti sono stati fatti ad oggi? Ad oggi siamo arrivati a 3 tonnellate di biscotti. Una campagna sostenuta da tutto il nostro gruppo Made Nord-Est, che ha creduto sin da subito in questa causa, coinvolgendo una moltitudine di persone, e l'evento di San Zenone è un'ulteriore conferma. Oggi sono ancora più commosso perché vedo la forza di questa famiglia, veramente qui la parola famiglia prende la sua forma più bella. E faccio veramente i complimenti a questa mamma e a questo papà che stanno mettendo in campo tutte le loro forze. Nel fine settimana della mostra Donne in Arte a Villa Rubelli, tutto il ricavato delle entrate di chi verrà a visitare la mostra verrà devoluto appunto alla causa del piccolo Joe. E c'è una persona su tutte che non vede l'ora che Joe possa correre e giocare. Ce lo confida con una dolcezza infinita, quasi sussurrando. Vorrei ringraziarvi perché state aiutando il mio fratellino e prima o poi vorrei vederlo correre in bicicletta con me. Per giocare assieme e fare i matti in bicicletta assieme? Sì, e anche far impazzire la mamma. Come sempre i riferimenti dell'IBAN per donare il vostro aiuto al piccolo Joe si trovano sul sito delle nostre emittenti, quindi Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4. Basta andare sul sito e trovate tutti i riferimenti del codice IBAN. Adesso il sorriso strepitoso di una nonna che sabato a Treviso, a Maserata, ha compiuto 104 anni. È difficile credere che abbia 104 anni per il suo sprint, ed ha anche un consiglio ai giovani. L'avevamo incontrata un anno fa in occasione dei suoi 103 anni e la ritroviamo più arzilla e allegra che mai per festeggiare il traguardo dei 104 anni. Appena entriamo in casa ci regala una delle sue battute. Io non ho mai visto nessuno a 104 anni, allora mi guardo io. Ci sono i documenti a confermare l'età, perché parlando con Amedea Berto si fatica a credere che abbia ampiamente superato il secolo di vita, come dice anche la figlia Flora. Tu non sei tutta umana, allora noi pensiamo che sei una parte umana, un po' robottina e un po' bionica. L'energia infatti è quella di sempre, nonostante l'incidente di 2 giorni fa che le ha provocato una ferita e qualche livido al volto. Un colpo di sonno? Ed è caduta! Sono andata per terra e ho ricevuto, ma insomma sono in via di guarigione. La signora Medea continua a vivere sola al piano terra di un'abitazione in cui abita anche la figlia. Ogni mattina sveglia alle 6. Cosa faccio a letto? Vengo su, comincio a fare i miei mestieri, adagio, perché non sono più veloce come una volta. Qui a Maserata è un via vai di amici e familiari che arrivano per fare gli auguri a nonna Medea e per portarle un mazzo di fiori o un regalo. Tra questi anche uno arrivato dalla Svizzera, dove la signora Berta ha vissuto da ragazza per 11 anni. La lettera di una sua cara amica e la medaglia con il Monte Cervino, i cui pendii guardano alle sue 2 patrie, l'Italia e la Svizzera, dove Amedea ha lasciato una parte del suo cuore. Quando è scoppiata la guerra se n'è andata per tornare nella Marca, nonostante il governo svizzero avesse annunciato di essere neutrale durante il conflitto. A me piaceva restare in Svizzera, ma non era la mia patria, era l'Italia. Avevo fratelli, avevo parenti e mamma, i genitori.
e così sono venuta, vado a morire assieme, ho detto. Alla fine lasciamo Amedea ai festeggiamenti insieme ai suoi 3 figli, 8 nipoti e 13 pronipoti, ma prima di congedarci dal lato dei suoi 104 anni manda un messaggio ai giovani d'oggi. Prendete la vita come viene, ma non fate mai del male, perché io se ho potuto fare del bene l'ho sempre fatto, ma del male non l'ho mai fatto. Seguitemi, che arrivate che voi a 104 anni. Straordinaria nonna Amedea, ancora auguri. A ore 13 fra pochissimo con lo neuropsicologo e psicoterapeuta Michele Canil parleremo dei traumi infantili e quanto condizionano la vita adulta. Poi 20:10 dopo il telegiornale di Treviso con l'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccin faremo il punto della situazione sulla montagna proprio anche alla vigilia dell'arrivo domani del capo dello Stato Sergio Mattarella. E poi è lunedì, quindi questa sera alle 21:15 torna Ring, parleremo di legittima difesa, cosa cambia, e poi la tensione al governo sulla TAV e non solo, in attesa anche della visita come sempre del capo dello Stato Mattarella domani a Belluno. Lo facciamo con in studio il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, il senatore Andrea Ostellari della Lega, Simone Boria del Movimento 5 Stelle e Franco Birolo, il tabaccaio di Correzzola nel Padovano, protagonista proprio della questione legittima difesa per, come sapete, aver ucciso un ladro nella sua tabaccheria. È stato assolto, ma la notizia di qualche giorno fa è che la famiglia del ladro ora gli chiede i danni. Quindi appuntamento da perdere questa sera Ring con il nostro Ferdinando Avarino. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Un fronte perturbato irrompe al nord-est dove il tempo è previsto in peggioramento, ma vediamo il dettaglio di lunedì 11 marzo. Sul Veneto arriva la pioggia dopo una lunga fase soleggiata. La settimana si aprirà con qualche precipitazione a carattere sparso, tuttavia meno probabile sul Bellunese, sul Rodigino e sul Veronese, dove invece si manterrà stabile. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime comprese invece tra 11 e 15 gradi. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? La grafica ci mostra che anche sulla nostra regione sarà possibile qualche precipitazione, localmente anche a carattere temporalesco, ma in esaurimento già entro la serata. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Scenario un po' diverso sul Trentino Alto Adige, dove invece il tempo si manterrà buono, il cielo sarà poco nuvoloso, solo con qualche addensamento. Al pomeriggio non si escludono locali piovaschi sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime invece sui 14 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.